Presidente, oggi si inaugura questo spazio che è un primo passo per un recupero a piccoli passi di un grande sito importantissimo per l'archeologia industriale. Sì, noi abbiamo dei siti di archeologia industriale molto interessanti, purtroppo non abbiamo ancora la cultura per salvaguardare l'esistente e anche per farli diventare dei veri e propri sentieri culturali di interesse turistico. Però qui abbiamo un sito che veramente è molto interessante dove si trova ancora oggi una macchina a vapore che potrebbe essere perfettamente funzionante domani con dei piccoli accorgimenti. Quindi sicuramente l'intervento sull'intero sito è proibitivo perché è enorme e ci vorrebbero tante risorse, ma se intanto riuscissimo a mettere in sicurezza la parte dello stabilimento nel quale si trova la macchina a vapore, io credo che veramente renderemmo possibile questa richiesta che ci viene dai cittadini che hanno molta passione e anche un bel ricordo rispetto ai tanti che hanno lavorato in quel sito industriale, e dall'altra potrebbe essere l'occasione per noi veramente per intraprendere un primo percorso di studio, analisi e anche divulgazione e conoscenza dei siti di archeologia industriale.